una struttura che come le altre risale circa al 1500 a.C., però uno sguardo verso la modernità c'è, ed è questa parabolica primitiva con la quale prendevano alcuni canali. Chissà quali canali erano, però comunque, come dicevo prima, è un segno di una civiltà che in qualche modo faceva progressi. Probabilmente cosa sarà? Perfetto, ora ci addentriamo in questo nuraghe veramente anomalo rispetto a quello che noi abbiamo a quelli che noi abbiamo visto finora, ed è un nuraghe infatti che si sviluppa in largo, cioè in largo in lungo. È molto basso come potete vedere ed in lungo, ma entriamoci assieme. Al pozzo di Santa Cristina. È un qualcosa che risale all'undicesimo secolo a.C., ha una struttura architettonica che è abbastanza complessa, soprattutto per l'epoca, e tiene conto, ci stavano spiegando, anche del movimento della Luna e diciamo di un proprio ciclo che dura 18 anni e 6 mesi, oltre al ben noto fenomeno dell'ombra rovesciata, perché comunque in un giorno particolare di marzo e un giorno particolare di settembre, come vedremo poi dopo, il sole appunto arriva, la luce del sole arriva fino in fondo al pozzo e permette la proiezione dell'ombra della persona che è scesa in fondo all'incontrario.